Buona giornata cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, lo siamo con i nostri ospiti. A questo punto vi presento prima gli ospiti così già capite di che cosa andiamo ad affrontare. Ben arrivato Sandro Ravenna, presidente Cofidi Veneziano, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Mauro Anese, vice direttore generale Cofidi Veneziano, Buongiorno grazie anche a lei. Ben arrivato anche Siro Martin, presidente Confartigianato Imprese del Veneto Orientale, Portogruaro in modo particolare, grazie anche a lei, che poi si sostituirà con un altro presidente di San Donà di Piave, il De Brandolava, che verrà dopo il primo break pubblicitario. Ben arrivato anche a Giancarlo Barbesin, responsabile per i crediti speciali dell'area Veneto di Banca Popolare Friuladria. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Allora, il titolo è emblematico, rialzare la testa. Chi deve rialzare la testa? Necessariamente debbono farlo gli imprenditori, gli artigiani, comunque sono imprenditori del territorio. Il Veneto orientale, San Donà, Portogruaro, è un'area molto interessante, c'è una concentrazione di aziende che erano particolarmente floride tempo addietro, che comunque hanno necessità di avere un supporto per gli investimenti, che hanno necessità di muovere commercialmente determinate attività. Come possono farlo al meglio? Quali presupposti ci devono essere? Qual è la situazione che può essere anche riprodotta per carità in altri territori, ha delle peculiarità specifiche in quest'area del Veneto, ma possiamo mutuarla in altre zone. Poi sta a voi che ci seguite capire quanto di comune c'è e ai nostri ospiti spiegarvelo. Ci sono dei progetti molto importanti per far sì che si possa nuovamente parlare in termini concreti di impresa. Fondamentale, non è un caso che abbiamo qui Banca Friuladria, l'importanza è la presenza di una banca che creda nell'impresa e che ovviamente ci metta anche del suo. Come, in che termini, mutuato e attraverso quali vie, adesso lo vediamo, perché sappiamo benissimo che moltissimi di voi ci scrivono, ci mandano messaggi di tutti i tipi, che le banche hanno chiuso le porte drammaticamente e anche progetti più interessanti non vengono accolti. E allora vedremo che tipo di progettualità, che tipo di presupposto è necessario avere, e poi vedremo con i nostri artigiani che cosa hanno avviato. È una cosa molto interessante, per cui anche chi ci segue da fuori regione è bene che stia a ascoltare, perché può mutuare questo presupposto, questi progetti, facendosi naturalmente consigliare poi dall'associazione di categoria, perché questo è un altro aspetto importantissimo. Analizziamo innanzitutto la situazione di partenza, allochiamoci in questo territorio del Veneto orientale, quindi abbiamo visto due zone molto particolari e vediamo che cosa è che è stato particolarmente interessante. Bene, grazie intanto di averci invitato. Niente, la situazione veneta è una situazione che come l'Italia, come il resto del mondo, sta affrontando un periodo difficilissimo. Siamo giunti ormai al 6° anno di crisi, una crisi lunga e profonda come mai. E in questo periodo di crisi abbiamo visto centinaia di migliaia di imprese morire per fallimenti, per cessate attività, e abbiamo visto soprattutto un sistema bancario che di fronte a una situazione economica così difficile ha chiuso un po' i rubinetti della situazione. Le do alcuni dati per farle capire che cosa si sta verificando. Beh, innanzitutto un numero di imprese che solo nei primi 6 mesi di quest'anno, circa 7.500 imprese sono già fallite. Quindi capisce che di fronte a un numero così elevato rappresenta oltre 100.000 persone e famiglie che hanno perso il posto di lavoro. Abbiamo una situazione di sofferenze che per il sistema bancario è incrementato in maniera significativa. La Regione Veneto registra oltre l'8% di sofferenze e addirittura una situazione di anomalia, di deteriorato che supera il 15%. Di fronte ai numeri del genere è chiaro che diventa ancora più difficile ottenere credito. Ecco perché noi ci siamo mossi pensando a un progetto ben preciso. Sappiamo che il sistema bancario nel momento in cui valuta una posizione i cui fatturati si sono fortemente ridimensionati, in cui le criticità sono assolutamente gravi, trova maggior difficoltà di accesso al credito. Il ruolo dei confidi in questo caso è un ruolo assolutamente importante. Non possiamo pensare oggi che le imprese che ottengono credito siano solamente una piccola minoranza. Non possiamo pensare che un'impresa che ha resistito sia un eroe. Dobbiamo cercare di far ritornare tutte le imprese alla normalità
e soprattutto dobbiamo cercare di fare in modo di far girare i soldi, perché se le nostre imprese ottengono credito significa che c'è possibilità di far ritornare a crescere anche la nostra economia, di ritornare a dare posti di lavoro. Le do un altro dato, un dato veneto. Oggi noi abbiamo raggiunto nei primi 6 mesi dell'anno oltre 33 milioni di ore di cassa integrazione. Di fronte a una situazione del genere capisce che rappresenta completamente tutte le difficoltà che il territorio esprime. Queste aziende hanno possibilità oggettiva di riprendersi, sono vocate all'export, perché il mercato interno non si sta facendo neanche da parte del governo neanche il minimo sforzo per poterlo riattivare, perché ci dicono che adesso ci sarà un cuneo fiscale meno angosciante. Di fatto poi abbiamo la CGIA di Mestre che ci snocciola dati che sono in contrasto con quanto sostiene il ministro, per cui francamente non vediamo margini perché i consumi si riavviano, oltre a una paura pazzesca di molte persone a mettere mano ai propri soldi che magari riesce ancora a risparmiare. Guardi, innanzitutto... Anche perché molti si chiedono cosa devo fare con la mia azienda, resto così o mi devo completamente stravolgere verso altri mercati? Innanzitutto voglio essere positivo, malgrado una situazione che abbiamo presentato di grande criticità, ci sono comunque segnali che arrivano da tutte le parti di possibile crescita della fiducia, e quindi a fronte di una crescita della fiducia ci sono prospettive di ripresa che possono essere già visibili nel corso dell'anno, ma soprattutto nell'anno 2014. Ecco, di fronte a una situazione del genere possiamo già guardare con un occhio di riguardo e con maggiore interesse. La situazione è una situazione che può trovare comunque una soluzione. Dicevo che Cofidi Veneziano ha la possibilità di accompagnare le nostre imprese, di accompagnarle prestando garanzie. Utilizziamo anche diversi provvedimenti che la Regione Veneto ha messo in campo. E dopo ne parleremo di questi, magari meglio. Benissimo. Quindi c'è questa possibilità, attenzione. Mi rivolgo subito a lei perché poi deve dare il cambio al collega, quindi certo, voglio capire. Quindi vediamo di capire concretamente la vostra categoria, come sta reagendo, e poi la banca naturalmente di conseguenza. Beh, la nostra categoria ovviamente in questi ultimi anni ha sofferto in maniera evidente ed i dati che ha dato Cofidi lo evidenzia. E ci stiamo muovendo per cercare di riemergere. La crisi io non credo, possiamo dire, che sia finita, credo che si protrarrà ancora. I dati delle piccole e medie imprese danno queste indicazioni. E poi c'è l'aspetto ovviamente del credito, oltre che delle commesse che diminuiscono sempre di più. Ci stiamo in parte attrezzando anche noi su un altro per scoprire cos'è l'export, perché le piccole e medie imprese hanno difficoltà a rivolgersi al mercato estero, almeno che non comincino a fare rete e non comincino a fare azione di squadra. E infatti, per dire, la prossima settimana saremo in Turchia proprio per visitare alcune aziende che possono trovare delle collaborazioni con noi. Riguardo al credito e a questo progetto che stiamo sviluppando insieme a Cofidi e che abbiamo sviluppato insieme a Friuladria, io ritengo che ci sia un aspetto importante da dire, perché invece di parlare di crisi, cioè che è lo sport un po' nazionale di dire c'è la crisi, è colpa delle banche che non danno credito, c'è la crisi, è colpa dei consorzi di garanzia che non garantiscono, è colpa delle imprese che non ristrutturano, devono andare all'estero, cosa devono fare? Oppure è colpa magari di questo governo che ci uccide a suon di imposizioni fiscali e anche burocratiche. Abbiamo detto, beh, proviamo a vedere cosa possiamo fare. E allora ci siamo messi a tavolino, non è neanche stato facile, e abbiamo cercato di creare un prodotto innovativo, dove il nostro artigiano, il nostro associato, oppure anche non il nostro associato, che ha bisogno di credito per sostenere la propria azienda o per svilupparla, si rivolga all'associazione che lo accompagna, cioè mette in evidenza quali sono gli aspetti positivi per poter ottenere questo credito, e quindi poi rivolgersi al consorzio di garanzia per avere la cogaranzia, diciamo così, o alla banca per avere proprio il finanziamento. E secondo me stanno emergendo dati abbastanza interessanti, perché molti dei nostri artigiani si rivolgevano alle banche in maniera un po', a volte non erano preparati, con dei progetti che non avevano una struttura.
Questo adesso piano piano sta avvenendo e soprattutto poi questo progetto ha lanciato 4 slogan, di cui io 2 sono particolarmente affezionato, che è quello anche del no importante, cioè quando non si dà credito, perché non si dà? Motiviamolo questo no, non solo, quindi giustifichiamolo, perché visto l'analisi che viene fatta dall'associazione, dai consorzi e dalle banche, emergono a volte delle criticità all'interno dell'azienda che potrebbero essere superate se l'azienda, l'artigiano pone un po' più di attenzione a determinati momenti, alla struttura della propria azienda, a come si rapporta con le banche, a che rapporti ha con la clientela, con le scoperture di fido. E quindi questo potrebbe diventare un momento di crescita invece. E poi quello di guardiamo un po' meno al passato e guardiamo un po' al futuro. Cioè, prima anche chi, diceva lei stessa, ha un progetto interessante, in questo momento con questo nuovo prodotto che abbiamo ideato, può avere invece il credito che gli serve per svilupparlo. È chiaro che deve essere analizzato, deve essere mostrato che in futuro questo progetto potrà avere un futuro, potrà avere un futuro soprattutto vincente. E queste sono secondo me 2 peculiarità importanti di questa azione che abbiamo fatto mettendoci assieme attorno allo stesso tavolo, dimenticando quelli che possono essere stati gli screzi. Pur essendo vero, l'ha detto pochi giorni fa anche Banca d'Italia, che il credito va dato a chi se lo merita. Però questo dovrebbe valere sempre, non solo per il credito. La meritocrazia dovrebbe valere in tutti i campi. Non vorrei che diventasse invece questo credito a chi se lo merita solo diciamo così, una parola, solo un argomento per non dare credito. La meritocrazia è importante e vale in tutti i settori, compreso quello bancario, in quello dell'amministrazione pubblica. Se svoltiamo, se questo è un inizio, allora probabilmente riusciremo piano piano a riprenderci. Non possiamo più continuare con il sistema che abbiamo portato avanti fino adesso. Insomma. Assolutamente. Quindi le banche, anzi non le banche, Friuladria, cosa ha pensato di fare? Poi sentiamo anche il Presidente naturalmente. Beh, diciamo che innanzitutto da parte di Friuladria questa non è una iniziativa spot, è un'iniziativa che si inserisce già in un filone piuttosto florido, piuttosto ricco di queste iniziative. Sicuramente siamo uno dei pochi istituti a livello nazionale che ha messo a disposizione quest'anno un plafond significativo che ancora non ha avuto termine, un plafond significativo per quanto riguarda i mutui casa, quindi per rispondere a quella che è la necessità da parte delle famiglie italiane nell'avere a disposizione quello che è il bene principale di una famiglia, ossia la casa di abitazione. Ci sono state poi anche degli interventi molto più mirati, locali. Padova è stata una delle piazze dove questo tipo di situazione ha avuto appunto accesso, ma anche Pordenone, iniziative dove abbiamo coniugato quella che è la raccolta del risparmio delle famiglie locali con quella che era la necessità da parte delle imprese locali di avere poi accesso al credito. Di conseguenza creati dei plafond e delle linee di credito particolari sul territorio, Pordenone da una parte, Padova dall'altra, dove il risparmio delle famiglie di quella località veniva poi convogliato, aumentato naturalmente con un ulteriore plafond messo a disposizione da parte della banca per quelle che erano le necessità delle imprese del territorio. Quindi grande attenzione da parte dell'istituto, che è un istituto locale, a quello che è il fabbisogno da parte delle imprese, da parte delle famiglie che formano quello che è la base e il nocciolo storico di quella che è appunto la nostra clientela. Noi siamo un istituto retail, oltre il 95% di quelli che sono i nostri clienti sono piccole e medie imprese oppure famiglie, quindi non possiamo che essere veramente molto attenti a quello che è il bisogno, il fabbisogno da parte delle piccole e medie imprese e da parte delle famiglie. In questo filone si innesta anche questa iniziativa che, se vogliamo, è un'iniziativa che va al di là di quello che è un periodo di crisi. A me è piaciuto molto quello che è stato l'intervento in sede di preparazione di questo incontro, piuttosto che di presentazione della nostra convenzione da parte di Debrando Lava, dove ha detto non parliamo più di crisi, questa è la situazione in cui ci troviamo, per cui inutile che ci giriamo tanto intorno, prendiamo atto di quella che è la realtà. Bene, la realtà è questa, è una realtà nuova, è una realtà che vede protagonisti gli imprenditori che spesso e volentieri sono la prima generazione di imprenditori, perché non possiamo scordarci nemmeno di questo. Su questo territorio non abbiamo una storicità di situazioni di difficoltà proprio perché a livello
imprenditoriale, proprio perché ci ritroviamo con la prima generazione di imprenditori che ha vissuto negli ultimi anni soprattutto di sviluppo. Quindi questa è la prima situazione di difficoltà. Come se ne esce da una situazione di difficoltà? La ricetta secondo noi è inevitabile, dobbiamo fare squadra. Se non facciamo squadra tra noi non ne usciamo. Quindi ci deve essere la consapevolezza da parte degli imprenditori, ci deve essere la guida da parte dell'associazione di categoria, il sostegno da parte del Consorzio di Garanzia Fidi e la banca che sappia intercettare quelle che sono le validità del percorso che sta facendo l'imprenditore, sentendo naturalmente e confrontandosi con quelli che sono i propri riferimenti, i propri punti di riferimento sul territorio. Quindi questo è un po' per noi la validità di questo progetto. Uno sforzo importante quindi è stato fatto, cioè un salto di qualità, poi vi siete avvalsi, se non sbaglio, anche dell'Agenzia della Regione Veneto Sviluppo, no? Sì. Cioè proprio per agganciare poi questo tipo di disponibilità. Diciamo che uno dei vari progetti su cui abbiamo collaborato anche con la Friuladria è stato proprio quello che tra l'altro è stato fatto anche con gli altri istituti di credito, di valorizzare anche tutti i fondi che hanno messo a disposizione la Veneto Sviluppo per cercare di rilanciare le aziende che avevano bisogno di credito e anche chi aveva dei progetti, diciamo, da poter proporre al sistema bancario da finanziare, diciamo, per degli sviluppi futuri. Probabilmente forse vale la pena anche di fare un po' il punto della situazione di cos'è Cofidi Veneziano nell'ambito di Confartigianato e anche nei rapporti che c'è nel sistema bancario. Cofidi Veneziano è un consorzio di garanzia nato mutualistico, diciamo, in seno alla Confartigianato nel dopoguerra, che poi si è sviluppato diciamo, nel territorio. Attualmente abbiamo 9.200 soci, principalmente nella provincia di Venezia e anche nelle province di Padova e Treviso. C'è una forte vocazione del Veneto orientale a avere un stretto rapporto fra Confartigianato e Cofidi Veneziano, perché la penetrazione che riusciamo a avere in quel territorio là è un po' più importante, diciamo, rispetto alle altre zone dove operiamo. Tra l'altro è una zona in cui opera in una maniera molto, molto importante anche la banca. Quindi c'è questo insieme, questo rifattorio. Sì. Interrompo solo un attimo, quindi già questo combinato disposto è già utile. Un secondo solo, abbiamo una telefonata in attesa da qualche minuto. Pronto? Pronto, buongiorno, salve. Da dove chiama, buongiorno? Da Mantova. Sì, prego. Mi dispiace, dovevo dire, però è inutile che i politici raccontino un sacco di fregnacce. Cioè, siano sinceri, l'Italia non ricrescerà e non rinascerà più. Col 67% matematicamente è impossibile. Cioè, questa è una nazione. O che fa come ha fatto la Jugoslavia a Piazza Pulita, ma non con una guerra. Basterebbe andare là e dire, signori, il tempo è scaduto. Ora dovete togliere il sederino dalle poltrone e andare via, perché non c'è alternativa. Ormai le aziende del Veneto, della Lombardia, del Piemonte sono già andate tutte via, o sono fallite o sono andate via. Che cosa che lavoro creiamo? Quello che non c'è. Le aziende sono chiuse. Ma voi, guarda, io ho una figlia che abita sul Veneto verso la Vicenza, a San Bonifacio, vicino a San Bonifacio. Faccio il giro, da San Bonifacio va verso Arcole. Tutti quei cappelloni che erano pieni di aziende, sai cosa ci sono adesso? Magazzini, Chinatown, discount, mercatino dell'usato, perché la gente si vende anche le ciabatte rotte. Sì. Per carità, no, ma lei ha fatto un quadro drammatico, reale, ci sono però per fortuna aziende ancora vive. È un quadro reale, signora, sì. È un quadro reale questo, No, ma ci sono, noi abbiamo la testimonianza, a parte qui non abbiamo figure politiche. Le dirò di più, noi siamo in una dittatura di sinistra passata per democrazia. Gli italiani prima o poi se ne renderanno conto, si sveglieranno e faranno la marcia su Roma. Io sono qui che sto aspettando. Va bene, grazie del suo intervento, grazie al nostro telespettatore.
Ma per fortuna ci sono imprese ancora in vita, no? Sì, direi. E dopo è giusto precisare, come ha già fatto lei, che insomma noi tutti siamo, ma non dei politici, credo. Ecco. No, voglio precisarlo perché effettivamente molte volte chi va in televisione è scambiato per... se posso dare dei dati cioè, noi lo vediamo perché cioè, praticamente noi valutiamo tutte quante le imprese che sono nostre associate. Io posso dire una cosa, è chiaro che ci sono dei comparti che stanno soffrendo in una maniera tremenda, però io posso dire che cioè, tutte quante quelle che hanno una vocazione all'export o che eventualmente lavorano anche per aziende che dopo hanno dei mercati esteri, cioè io posso dire che continuano a lavorare, continuano... ci sono anche certe... dal nostro telespettatore, dovuta al fatto che giustamente dice non tutte sono vocate all'export, ce ne sono tante che vivono del territorio e però le imprese devono avere anche il coraggio di fare qualcosa in più, diciamo, per approcciarsi in una maniera migliore, diciamo, a altri mercati. Devono capire che probabilmente quelle sono le strade e che la dimensione delle aziende probabilmente è un po' troppo piccola e devono fare sistema, devono fare rete, diciamo, per andare costa a anche vocarsi all'estero. Chiaro. Cioè non è una cosa facile. No, non è facile, anche perché poi l'estero significano normative diverse alle nostre, molte volte quindi se si va impreparati si rischia di tornare più poveri di quando si è partiti. Sicuramente bisogna prima analizzare bene il mercato estero e strutturarsi per affrontarlo. L'associazione di categoria, lei come Presidente, dà una mano in questo senso? Dicevo prima che noi ci stiamo preparando, c'è un progetto Turchia, per dire la nostra associazione, insieme proprio a quella di San Donà, ha fatto un incoming la settimana scorsa, quindi sono venuti delle aziende, o meglio dei professionisti turchi, a visitare le nostre aziende, fra le quali anche quella del Presidente di Cofidi, e noi adesso porteremo le aziende a visitare le loro in modo di creare questo mercato comune, se possibile. È chiaro che bisogna però affrontare il mercato con della gente che lo conosce e prepara tutta la documentazione necessaria e prepara le aziende alle normative che esistono in quei paesi. Dare un supporto concreto, assolutamente. Assolutamente, il supporto deve essere concreto. Poi è vero che non tutte le aziende possono essere vocate all'estero, perché ce ne sono aziende che proprio per loro struttura devono lavorare sul mercato locale e tutto il campo edile, il campo del comparto casa in genere non possono produrre in paesi stranieri e portare qua. È chiaro che anche queste stanno soffrendo più di altre, però bisogna sostenerle. Devo dire che già gli incentivi su ristrutturazione eccetera un po' aiutano. Bisogna che le aziende siano ancora più preparate e diventano anche veicoli di loro stesse, cioè riescano ad essere dei veri e propri consulenti verso il consumatore finale e non possono più aspettarlo rimanendo in ufficio pensando che vengano a trovarli. Devono proporsi in maniera innovativa e soprattutto devono proporsi con qualità. Ecco, quindi l'informazione delle aziende è determinante in questo momento. Assolutamente, l'avevo interrotta un attimo perché poi abbiamo la pubblicità, cambio ospite, mi dica pure. No, ritornando qual è il lavoro del Cofidi, cioè il Cofidi è quello di sostenere le imprese, diciamo, nel loro accesso al credito, un po' su tutti quanti i prodotti. Quindi siete voi, per semplicizzare, che aprite la via con Friuladria? Ma no, noi diciamo, siamo gli intermediari, se mi permette questa parola qua un po' semplicistica, siamo un po' gli intermediari che ci sono fra le aziende e la banca, cioè noi facciamo un po' da trade union e nel limite del possibile cerchiamo di dare anche le indicazioni alle aziende, proprio come diceva il Presidente prima, anche di come presentarsi, di tutte quante le valutazioni che devono fare per poter chiedere nella maniera giusta le disponibilità di fidi o le disponibilità dei mutui del sistema bancario. Insomma. Ecco, perché si parlava di progetti validi, quindi ci sono a volte degli imprenditori, artigiani, comunque sempre imprenditori, che non formulano la domanda nel modo corretto, non presentano un progetto appetibile, cos'è che non Guardi, funziona? c'è un termine tecnico che illustra la situazione e poi usciamo dai tecnicismi. Asimmetrie informative. La ragione per cui un'azienda ha credito da parte di un istituto bancario e non ha credito invece da parte di un altro istituto bancario, perché spesso e volentieri cosa avviene? Avviene che l'istituto bancario che concede credito ha delle informazioni confezionate nella maniera giusta che l'altro istituto di credito invece che non concede credito sulla stessa azienda non ha. Cioè è possibile questo? Sì, avviene quasi sempre questo. Ed è proprio sulla base informativa, naturalmente ci sono dei dati oggettivi.
i dati oggettivi sono quelli che partono dall'analisi del bilancio, ma poi ci sono tanti altri dati che invece concorrono a creare invece delle fondamenta altrettanto importanti sulla concessione del credito che vanno ben al di là del bilancio. È opportuno per quanto riguarda l'azienda offrire questo tipo di informazioni, offrire nella maniera corretta, non sempre la banca ha la disponibilità di queste informazioni, spesso e volentieri invece sia l'associazione di categoria che il consorzio di garanzia fidi queste informazioni ce l'hanno, ed è per questo che vorrei ribadire una volta in più proprio l'importanza in questo nuovo modo di concepire il credito di fare squadra tra noi. Solo in questa maniera riusciamo ad avere tutte le informazioni necessarie e trovare poi quelle che sono le soluzioni possibili. Le vie percorribili. Ammesso o non concesso che poi naturalmente ci siano delle soluzioni, perché non sempre ci sono delle soluzioni. E questo è un altro problema. Torniamo ancora sul discorso, adesso io lascio il nostro Presidente che si sostituisce con l'altro Presidente, quindi la ringrazio di essere stata qui con noi, andiamo in pubblicità e poi torniamo insieme e continuiamo questi discorsi.